Pensavamo che si potesse ragionare con tutte le sicurezze. I no così, accesi in maniera intempestiva, con poca discussione, poco approfondimento, mi sembrano atteggiamenti vecchi. La guerra della torre, regione ai ferri corti con ENAC. Sul piatto le riserve dell'Ente Nazionale per l'Aeronautica Civile sul progetto del Palais Lumière. La doccia fredda è arrivata ieri, trasformando in note stonate le parole di entusiasmo dello stilista francese Pierre Cardin, datate in marzo scorso. Io metterò la prima pietra il mese di settembre, credo farò la prima pietra deposito dell'autorizzazione ufficiale. Troppo alta. Questo è il problema della torre progettata nel cuore di Porto Marghera, 800.000 metri cubi per la rivoluzione che doveva trasformare la zona, residenze e negozi, l'università della moda, migliaia di posti di lavoro promessi, il primo passo per la riqualificazione dell'area. Questione di cifre, ostacoli alla navigazione aerea, rischio di collisione con i mezzi diretti all'aeroporto Marco Polo. Il Palais Lumière sfora di oltre 100 metri, limite massimo in altezza consentito per la zona, 145 metri, e la richiesta di deroga al vincolo trova per ora il muro dei tecnici. La regione, tra i maggiori sostenitori del progetto, attacca. In 3 mesi abbiamo approvato come regione e come comune quello che di solito si approva in 10 anni. E poi ci troviamo qualcuno che è vecchio, stantio, ma insomma, ecco, la mia amarezza oggi mi fa fermare qua, altrimenti mi si vorrebbe qualche parola che non è opportuna. Ma non tutto è perduto, secondo il Comune di Venezia. Ho parlato anche oggi con i tecnici dell'ENAC, hanno detto che devono individuare un percorso per effettuare una valutazione approfondita e dopodiché daranno un parere definitivo. Cardin era stato chiaro, o così o il palazzo si farà altrove. Parte la corsa contro il tempo, ma Russia, Francia e Cina già si sfregano le mani per il possibile regalo dall'Italia. I desideri dello stilista espressi al momento della presentazione del progetto rischiano di trasformarsi nelle classiche ultime parole famose. La priorità per me è Venezia.